Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si conclude con la condanna a 20 anni per Carmelo Di Stefano e Roberto Campisi, considerati membri di spicco del clan Cursotti milanesi. Il processo denominato Centauri, partito dall'inchiesta in merito alla sparatoria dell'8 agosto 2020 avvenuta a Catania. Una guerra tra clan finita a colpi di pistola che causò 2 morti e diversi feriti. Le vittime dello scontro a fuoco furono Luciano D'Alessandro, 43 anni, ed Enzo Scalia, conosciuto come Enzo, negativa, di 29 anni. Deteneva in casa mezzo chilo di cocaina e oltre 75.000 euro in contanti. In manette è finito un uomo di Caltanissetta. Droga e denaro sono stati sequestrati. Ha evaso 2 volte nel giro di pochi giorni gli arresti domiciliari. Il motivo sarebbe da ricondurre ai continui litigi con la moglie. Non ce la faccio più, preferirei stare in carcere piuttosto che con quella donna in casa, ha riferito il quarantenne ai carabinieri. Sono 350 invece i migranti che con 7 diversi barchini soccorsi o agganciati dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza durante la notte e l'alba sono sbarcati a Lampedusa. Gli stranieri sono stati portati nell'hotspot dove al momento ci sono 1952 ospiti. Per la mattinata la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha già disposto il trasferimento di 600 migranti. L'Università degli Studi di Palermo mantiene il suo trend positivo e riguarda il punteggio medio complessivo come parametro e si conferma sia al primo posto tra le università del Sud Italia che al 7° nella posizione nazionale. L'Ateneo palermitano è l'unico del Sud Italia ad avere fatto registrare una netta crescita sia delle matricole che del numero totale di studenti rispetto allo scorso anno. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti nel TG Flash di questa sera alle 19:30. A più tardi.